Oltre 100 piloti provenienti da tutta Italia ma anche da Francia e Austria hanno animato la prima prova del campionato italiano trial andato in scena domenica 6 aprile a Tolmezzo. Il campione italiano in carica Matteo Grattarola del gruppo sportivo Fiamme Oro su Gas Gas si riconferma pilota di punta del trial italiano, vincendo nettamente la prova inaugurale del campionato tricolore. Non è mancato il pubblico che numeroso ha assistito per l'intera giornata di gara all'evoluzione dei funamboli del motociclismo italiano. L'obiettivo del trialista è quello di superare in un tempo massimo imposto ogni zona senza commettere errore e con una formidabile coordinazione dei propri movimenti fondere se stesso con il mezzo meccanico nella sfida alle leggi di gravità. Un percorso di gara suddiviso in 10 zone da affrontare per 3 volte, suddivise in 6 distinte aree molto vicine all'abitato di Tolmezzo e perciò facilmente raggiungibili dal pubblico. Una spettacolare zona indoor con numerosi tronchi è stata allestita in piazza 20 settembre, cuore pulsante della cittadina carnica, attirando per l'intera giornata un numeroso ed attento pubblico di appassionati ma anche di curiosi e famiglie, a seguire l'evoluzione dei piloti in gara, assaporando la suspense, il brivido, l'adrenalina che solo questa disciplina motoristica può trasmettere così da vicino. Vittoria netta del pilota di Lecco, classe 88, Matteo Grattarola, che ha totalizzato solamente 14 penalità. Secondo posto a sorpresa con 20 penalità totali per Francesco Iolitta, pilota lombardo del motoclub Lazzate su una Beta, autore di un ottimo secondo giro sui livelli di Grattarola. Ad occupare il terzo gradino del podio con 34 penalità, il poliziotto Daniele Maurino in sella ad una ossa, un po' deluso della sua prestazione di giornata. Quarto posto per Luca Cotone del motoclub Domo 70, seguito da Giacomo Saleri del Lazzate. Primo dei piloti esteri il francese Steven Coquelin su Gas Gas, che deve accontentarsi del sesto posto. Solamente 12° il giovane pilota Matteo Poli, classe 92, incappato in una giornata no. Nelle classi minori vittoria nella TR2 per Pietro Fioletti davanti a Davide Zaccagnini. Terzo posto per Pietro Petrangeli. Nella TR3 vince Daniele Tosini, al secondo posto Michele Bosi, terzo Giacomo Gasco. Nella femminile vittoria di Elisa Peretti davanti a Giulia Caserman, al terzo posto Veronica Regel. Ottima la regia organizzativa del motoclub Carnico che in passato nella cittadina carnica aveva organizzato i 2 più importanti eventi di trial internazionali, il campionato del mondo nel 2008 ed il trial delle nazioni, mondiale a squadre nel 2011. Il sodalizio, presieduto da Roberto Somma, si conferma uno dei riferimenti nazionali per la Federazione Italiana di Motociclismo nell'organizzazione di eventi motoristici in fuoristrada.